ambientale, le proposte di modifica nascoste nella legge di assestamento prevedono la possibilità per regione e comuni di destinare a cementificazione preziose superfici prative ora protette. L'allarme del WWF, il presidente intervistato da Annalisa Anastasi. Prati stabili del Friuli Venezia Giulia a rischio. L'allarme arriva dal WWF regionale. Cosa sta succedendo? Martedì prossimo andrà in Consiglio regionale l'assestamento di bilancio, una legge che dovrebbe riguardare solo questioni finanziarie, invece si modificherà la legge di tutela dei prati stabili votata nel 2005. In pratica 3 sono i punti negativi, molto negativi, che prevedono la riduzione delle tipologie protette, la possibilità che ci sia sempre l'esclusione di questi prati quando il comune lo voglia fare, e in terza cosa la riduzione l'esclusione di tutti i prati sotto una certa misura, che è un'assurdità visto che sono proprio i prati più piccoli quelli che conservano la maggior biodiversità, questo perché non sono gestiti in maniera industriale e conseguentemente anche le specie sono quelle di una volta come dovrebbe essere. Conseguentemente noi chiediamo ai consiglieri regionali di stralciare questa legge, di vederla in un'opportuna sede con le dovute audizioni delle associazioni ambientaliste, delle università, di tutte le associazioni che insomma hanno contribuito alla stesura nel 2005, e in più chiediamo ovviamente a tutti i cittadini di farsi sentire presso l'amministrazione regionale, presso i consiglieri, ognuno chiami i consiglieri che conosce in modo da fargli capire che questa legge è fondamentale per la conservazione della biodiversità. La biodiversità è utile a tutti sia dal punto di vista salute sia dal punto di vista economia, e quindi diamoci una mano tutti quanti per gestire il nostro territorio. I prati stabili sono l'identità del Friuli Venezia Giulia, l'identità biologica del Friuli Venezia Giulia.